Eccoci Ben qua. trovati, Che ben bello trovati. vedere tutta questa gente. Desiree, venendo qui ho contato 249 pullman in fila per la gente che deve venire non qua. è vero. Abbiamo uno studio pieno e abbiamo vero, anche il non piacere dire, di non avere il presidente del Chicken Kitchen Food Swan Wine, Franz che Cantalupo. dici? Sì, Ma è che il dici, presidente di queste presidente? cose Ma che qua. presidente, Tu non lo conosci. ragazzi? A dire, già lo stesso nome, uno che si chiama Cantalupo come un uomo. Cose da mangiare, Allora sicuramente. è il presidente, benissimo. Allora, Desiree, oggi la prima... Che devi salutare? Saluto la camera Deve di iniziare, Desiree. ragazzi, che devo fare? Saluto la mia camera. Non ne usciamo più. Saluto la camera dell'artrosi Deve finire tutta cervicale. la presentazione, dai. E ultimo, ma non ultimo, lo zio Gianni. Gianni. Guardate quanto è bello lo zio Senti, hai Gianni. fatto fare una visita allo zio Gianni, un po' giallo secondo me. No, è che No? ho mangiato molti fichi d'India gialli. Ha un colorito che non mi Ma lo sai che convince. mi ha detto? Mi è venuto in sogno stanotte e mi ha detto: ce lo dai un bacio a Desiree da parte mia? Grazie zio Gianni, Ma me lo grazie. devi Virtualmente grazie. Vuoi No, dare? no, volevo un bacio vero. Che devo dare? Io a te? Sì, ma quello vero. Ma smettila, dai, ma iniziamo a cucinare. Non sa quello che si perde. Lo zio Gianni, Allora, sfrutti Desiree- la buonanima sì, dello Desiree. zio Gianni. E tu quando vai a cena, finisce la cena e per concludere? Paghiamo, non lo so, paghi tu. Se mi inviti tu, il conto. No, andiamo a cena e per concludere? Un amaro. Prima dell'amaro e per concludere? Il dottore, dipende dove li porti. Desiree, il dolce! Il dolce, ok. Questa prima puntata Il sarà dolce. di dolci, questa puntatona qui, Il capito? dolce, E lo sai bene. che dolci Mi piacciono faremo? molto i dolci, Lo sai che ti faremo? avviso. Faremo la sbrisolona mantovana, che è un dolce particolarissimo, un dolce che non va a coltello, ma va quasi come un biscotto, che lo spezzi e te lo mangi, ed è a base di mandorla, farina. Ho visto. E allora iniziamo la preparazione. Iniziamo la preparazione, Iniziamo la dai. preparazione della sbrisolona. Allora, la da prima dove si cosa che parte? dobbiamo preparare, si parte dall'impasto. Sì. Se poi anche certe volte puoi partire pure dalla stazione, puoi partire dall'aeroporto, a come ti conviene a te. Mettiamo la farina. Ok. È una pseudofrolla Questa molto gialla che sabbiosa. cos'è? Questa è farina di mais. Farina di mais. Si sa mais. Poi guarda che facciamo. Spezzettiamo il burro. Così, senza dai- scioglierlo? Dammi un cucchiaio. Un cucchiaio. Anche il coltello. Anche il coltello. Oggi impazzire. E spezzettiamo così, guarda. Così quindi. Che è un burro quasi a pomata. Questo, Appomata, capito? appunto. Capito? Parlando di dottore, burro cose va. a pomata, si chiama così. Va bene? Poi andiamo ad aggiungere lo zucchero, che lì vedi quella scodellina di Senti, zucchero. le dosi naturalmente a fine puntata le troviamo Certo. tutte scritte, metti. giusto? Metto io? Sì, a questo punto dobbiamo macinare un po' di mandorla bianca e la facciamo Sì. diventare farina. Ok, E la andiamo a farina di incorporare in mandorla, questo. quella. Dai. Eccola. Ora, una volta, per carità, ma l'hai assaggiata? No. Vabbè, adesso è buona. Ecco qua, sposta. Adesso faremo quel rumore che al nostro regista piace tanto. Vabbè, l'abbiamo detto. Muovi la bocca, fai finta che Guarda. parli. Stacco. Dai, sì. Stiamo farinando la farina. Ok. L'abbiamo resa un po' granulosetta e la andiamo ad aggiungere a questo. A questo impasto, quindi farina normale, farina di mais, abbiamo messo Farina lo di zucchero, mandorla. abbiamo messo il burro così a pezzetti praticamente, senza Yes. scioglierlo, e la farina di mandorle. Brava. E a questo punto andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare, quindi l'impasto così con Questo impasto non sarà come una vera pasta frolla, sai, No. morbida, no? Sarà un impasto sabbioso. un po' più sabbioso è certo perché c'è la farina di mandorle. Ora, se lei gentilmente, Che il devo burro si fare? deve incorporare, Dimmi. mi prende metà di quelle mandorle e gli dà 2 scossoni nel Ah. frullatore, non farne farina. 2 scossoni. Sì, 2 scossoni, metà di mandorle. Metà quindi. Sì. Dai, ce la posso fare. Ce la faccio, eh? Ce 2. ce la fai. Dai che ce la fai. Dai, vai.
Secondo me va bene. Pure troppo, però va bene. Dai. Che dici? Va bene, va benissimo, Va bene, perfetto, perfetto, invece. perfetto. Mi aspettavo Metto troppo. qua? Qua dentro, qua dentro. Quindi hai messo sia mandorle pelate che mandorle con i Con la capelli. buccia, sì, con i capelli. Gesù, Vado. lo sai che mi ha detto lo zio Gianni in sogno? Che ti ha detto? Ma questa ragazza di quanto avete pratica se giove no? È vero, questo è vero, questo confermo. Hai visto Desire? Che abbiamo un composto che non è compatto. Hai messo Abbiamo un rosso tuorlo, d'uovo. sì. Ok. E continuiamo a impastorchiare. Come vedi non è una vera e propria, Sembra speciale questo impasto, è un impasto sabbioso, Ho visto. alla sabbia. Così. Ed è chiaro che abbiamo fatto l'impasto, deve riposare e noi? E noi l'abbiamo già fatto. Certo. Quindi, allora, da questo impasto che facciamo? Lo impastiamo per bene, lo Da mettiamo in questo impasto frigorifero? qua, sì, deve riposare, lo mettiamo, lo andiamo a lavorare un poco sul tavolo, noi non lo Bene, facciamo quindi così, come, lo come sporchiamo. fosse una frolla, come Brava, fosse. così, è una frolla sabbiosa comunque. Così, così. Senti che profumo? Vuoi che l'assaggio? Eh? No? No. La Che vaniglia. c'è? Ah, la vaniglia. Va bene. E cioè, senza la vaniglia volevi assaggiarlo, dai. Su. Quindi, quanto tempo riposa questo? E secondo la stanchezza che ha? Io me le cerco un po'. Ai, ai. Un po' me le cerco. Lo zio Gianni me lo dice, Totino, ma lo sai che hai delle battute meravigliose? E poi sai che mi dice, ma Desiree, lei capisce? Io dico, non lo so. Allora, e prendiamo quello che invece abbiamo già Abbiamo pronto. già fatto, abbiamo fatto. Così lo facciamo vedere. Abbiamo com'è. messo in frigo. E lo vado a prendere. Lo vedi come diventa? Esatto, sì, Diventa è un un po' vero e più proprio- lavorato, diciamo così. Sì, perché è riposato, è stato maneggiato e a questo punto andiamo a impostare la sbrisolona. La sbrisolona, dai, Prendiamo iniziamo. Il taglione. Questo di qua. Questa con cerniera. Sì. Abbiamo quel burro liquido, me lo dai col pennello? Questo è burro liquido? Yes. Vuoi che faccio io? No. Prepara tu, fai tu. Che devo fare? Devo spennellare? Sbolai ancora. Sbolai ancora, tutta bene, falla bene, sennò poi non mi si sforma. No. Le laterate. Tutte fino in alto? Sì, dai, tanto abbondare quando abbondando, ma abbondamenti. Tu gira. No, gira questa. Mi dici tu gira, Tu io gira. giro. Gira. Gira tondo, come Gira. belli il monido. Perfetta, Ok. perfetta. Mi dai la farina? Eccola. Qua. E poi così. E andiamo a infarinare Infariniamo la teglia. la teglia. Ok. Facciamo cadere quella in eccesso. Poi ce la facciamo cadere sul tavolo Ok? e prendiamo l'impasto. Vedi com'è? Eh sì, tende Te ne a accorgi? sbriciolarsi. Esatto. Perché si chiama sbrisolona? Perché si sbriciola. Brava. Poi la sbrisolona la puoi fare pure, che ne so, con il di sopra ci metti qualche crema, qualche panna. Io la amo così. Noi come la com'è. facciamo? Solo così, quindi solo Così l'impasto com'è. praticamente. Così com'è, è qualcosa di eccezionale. E ora vi dico una cosa che potreste veramente pensare Totino è pazzo. Perché? Che fai? Dovete provare la torta sbrisolona, Sì? dovete provarla accompagnandola con dei formaggi forti o dei salumi. Ma Il messi contrasto come? di questo no, a mangiarlo Ah, così. come se fosse una come focaccia. un cucchiaio. Che Come ne se so. fosse un pezzetto di crackers d'accompagnamento, di pane d'accompagnamento. Ce l'hai del formaggio? Eh? Lo proviamo? Poi lo No, proviamo, Vabbè. poi lo proviamo. Ah, lo vuoi proprio provare, vero? E che ne so? E io ti faccio vedere che ti stupirò con effetti speciali. Ci credi o non ci credi? Bene, quindi allora la compattiamo tutta per bene. Così. L'abbiamo compattata per bene. Ok. In this point that, capito? La andiamo, prendiamo le mandorle rimaste e gliele andiamo a mettere così. Capito? Un po' rotte, Pezzetti, diciamo sì, così, un po' in fondo. Ti aiuto? Sì, vai. Metti, se non le vuoi rompere non le rompere.
Metti, Così. così, fallo Così. andare nell'impasto. Così, così. Poi, sfruttando questo impasto che ancora non avevamo finito, ma mi serve, andiamo proprio a sbriciolare così. Ah, quello. Hai messo? Hai mangiato? No. No. Stai mangiando? No. E dopodiché compattiamo poco In forno. e andiamo a mettere in forno. La mettiamo a 180 gradi, Sì. seguimi, per circa 20 minuti e poi altri 10 minuti li facciamo fare a 160 gradi. Bene. Allora, Va bene. riepilogo degli ingredienti e del procedimento alla Riepiloghiamo fine. degli ingredienti del procedimento della No, Sicilia. dicevo alla fine della nostra riepiloghiamo, puntata. Esatto. Lo diciamo Giusto? adesso? Alla fine della nostra Lo diciamo puntata. adesso. Allora, diciamolo adesso. Cosa abbiamo messo? Adesso dobbiamo dare consigli per i consigli. No. Sì, è già il momento. Allora, lo diciamo in suomi, Che è Suomi? una lingua. Suomi, ah, Suomi. tipo, vai, dilla in Suomi se ce la fai, dai. Consigliomi per i consiglioni. Ma che c'entra? Ma Suomi. che cosa c'entra? No, Sei consigliomi un ignorante per i proprio. consiglioni. Consigli per i consigli. Dimmi, Desiree, Cosa ti devo dire? facciamo un piccolo recap? Recap. O no? Ma perché? Beh, comunque tutti gli ingredienti li trovate su Sicilia Play. Su Sicilia Play. Per cui andate, cliccate, lavorate, adoprate, fate quello che Ma non c'è volate. bisogno che metti questa ansia, non vanno è- semplicemente a No, l'ansia cercare. perché- anzi, tu sei giornalista con l'ansia. Quella è l'ansia, non c'entra niente. A fine puntata comunque ci sono tutte le C'è dosi. tutte le dosi. Questa è una puntata dolcissima. Sì. Quindi tutti dolci stai Tutti- facendo. Oggi faremo il tiramisù. Il tiramisù, va bene. Il tiramisù è un dolce con i savoiardi, il mascarpone, i di savoiardi solito si fa inzuppati nel così. caffè. E se per esempio tu invece mi secca a stendere i savoiardi, mi secca a stendere e faccio tutto insieme? Me lo compro. E faccio tutto insieme? Dico- Se io faccio tutto insieme? Tutte insieme, che vuol dire? Te lo faccio vedere, guarda. Un modo di fare il tiramisù un attimino diverso. Allora, i biscotti che vanno nel tiramisù sarebbero i savoiardi, ma io ho fatto questi biscotti al burro Li hai che già li fatti abbiamo tu? fatti e la ricetta ve l'ho fatta vedere e la potete trovare sempre su Sicilia Play anche in questa puntata. Ah, li metti tutti? Li andiamo a mettere qui, Vabbè. cioè mi sento in colpa, mi fa sentire in No, colpa, guarda. pezzetto così. Ma le Mi metti fa- tu? Sì. Perché? Era chiuso? Il supermercato? Dio. Cosa sto facendo? Poi frullando i biscotti. Sto macinando i biscotti, vedi? Ok. E io abbiamo dato una bella macinata a questi biscotti. Un altro poco li vuole macinati e li maciniamo. Ok, perfetto, eccoci qua. E lo sai dove li andiamo a mettere? In planetaria. Ah, di nuovo là. In planetaria. Planetaria. Senti, ma quindi chi è che non ha Alza, proprio tutta questa alza. voglia di fare biscotti al burro a E casa? compra i savoiardi. Savoiardi compra? O sì, biscotti? per, no, Biscotti. savoiardi, meglio i savoiardi. Però vi dico una cosa, vi giuro che con dei buoni biscotti fatti al burro è tutta un'altra ricetta, credetemi. Prendo il mascarpone Sì. e io lo metto pure dentro, E glielo metti dentro. così. Vediamo se tanto basta, se ne vuole ancora glielo diamo. Sempre al solito Prendo le lo dosi zucchero, le troviamo alla fine le della troviamo puntata. alla fine della puntata e metto lo zucchero, ecco qua, e a questo punto vado a Mescolare, quindi biscotti, al momento zucchero e mascarpone. e mascarpone. Vediamo come si comporta nell'assorbimento generale e a quel punto decidiamo, lo vogliamo un po' più mascarponato o meno mascarponato? Va bene, dai, ti faccio decidere a te. E ora vediamo. Guardalo, guardalo. Come ti sembra? C'è della polverina Come ancora? si sta comportando? Lo mascarponiamo un po' Mettici di più. un altro po' di mascarpone, E dai. mascarponiamolo di più, dai. Ma i nostri amici a casa come fanno a regolarsi? A occhio, vedere proprio che l'impasto sia, Deve essere omogeneo. capito? Non omogenizzato, perché quello è per i bambini.
E qui che cosa abbiamo? Che cos'è? Salsa di Il soia? re. Salsa di soia, ragazzi. Sembra salsa di soia. Salsa di soia, il caffè. Ah, il caffè, hai ragione. Andiamo ad aggiungere quel pochino di caffè che è... Perché cosa lo usiamo noi il caffè? Per inzuppare il I biscotto, savoiardi. è giusto? E in questo caso... Ma senti che odore? C'è odore di burro. Di tiramisù, c'è proprio odore di tiramisù. È vero? Eh sì. Ecco qua. E ora qui avviene la magia, guarda. Avviene la magia perché dobbiamo togliere tutto da qui dentro. Ok. Guardate passo passo, E ragazzi, metterlo che sul è una cosa piano, carina. giusto? No, lo andiamo a mettere su una boule. Questa è la boule. Come si chiama il marito della boule? Bullo. Bullone. Ma di dove mi vengo? No, non lo so. Di dove mi vengo? Ecco, questo abbiamo fatto così, così. Ci siamo presi quello in più che non lo lasciamo Ok. alla foglia. Dopodiché prendiamo questo e lo mettiamo qui. Tutto l'impasto, va Tutto bene. l'impasto lo mettiamo qui. Sento una voce. Che cos'è? Sento la voce di Desiree. Che voce è? Lo voglio assaggiare. Ah, posso assaggiarlo? Esatto. Posso? E vai. È buonissimo. Allora? E ci va di nuovo. E quindi questo adesso che fai? Buono, E ora te lo buonissimo. faccio vedere. Siamo nell'epoca delle monoporzioni. Giusto che siamo nell'epoca delle monoporzioni? E andiamo a lavorare un po'. Cioè, signori, veramente. Il bello che poi lei mi dice, Totino, ma ci hai fatto caso che mancano sempre i cucchiai? Perché non li lavi? Esatto. E allora? Buonissimo. Buonissimo. E guarda che facciamo adesso. Non so cosa ne farai, ma già così è Ora ti buonissimo. Devo prendere i guanti, quasi da chirurgo. Vai. Guarda, vado. Ma dove sei stato? Un'ora qua, mi lasci, vado a prendere i guanti. Che hai fatto? Che hai bisogno? Che sei? Devo operare? Bull, Bull. cacao. Piatto a barchetta. No, questo è ovale. A barchetta, quello. Piatto a barchetta. Scozzolamento nelle spalle. Grazie. Che devo fare? Sto operando. Quanto è stupido. Hai visto? Che Andiamo a bisogno? prendere Bisturi? il composto. Guarda che cosa faccio. Ok. Faccio una palla. Ah, che Mi carina, prendi, guarda, guarda. devi fare un lavoro. Prendi stavolta l'ovale, quell'ovale grande. Quello vale grande, sì. Sì. Lo prendi, mettilo qua. Sì? Là dentro il cassetto c'è un filtrino Cos'è? piccolo, questo. Questo? E mi spolveri, no, quello grande, quello grande. No, questo è più carino. Questo grande. Il piatto grande vuoi? Questo grande. Questo grande. Ragazzi, io sono stanca già oggi, Cioè, veramente. 10 viaggi, che devo Spolverami fare? qui lo zucchero a velo. Brava, brava, vai, cammina, non fare troppo. Aspetta, fammelo Basta, fare va bene. va bene. No? Ok. Perfetto. Ora che ho fatto questo, cosa faccio? Lo vado a passare sulla cioccolata. Ah, Questa ma è che cioccolata sciccheria. amara e mi darà il contrasto che io cerco tra il dolce e l'acqua. Ma che meraviglia. Quindi sono dei bocconcini di tiramisù praticamente, Brava, no? Delle bombette. E poi questi vanno, Così. va completata la cottura per No, caso? no, è già pronto. In frigo? Sì. Mettiamo in frigo, quindi il tempo di farli un po' indurire. Sì. È che non hai i guanti, mi piacerebbe fartene fare uno. Lo so. Fallo senza guanti. No, senza guanti mi sporco, dai.
Ecco qua, andiamo con questo. Grazie, lo sapevo, lo sapevo. Promette bene. Ti piace, vero? Fatela a casa questa, seguite i miei consigli. Non vi faccio mai sbagliare, lo sapete. È semplice, aspettate la fine della puntata, prendetevi i Prendete gli segreti ingredienti. e la replicate, passo passo, passo passo. Potrete riuscirci. Lo sai che ha detto lo zio Gianni? Chi ha detto? In sogno stanotte. Chi ha detto? Ha detto, meglio dare a viestere che non a mangiare. Ma no, dai, Dice lo zio Gianni è esagerato. Costi di meno, costi. Meno male che cioè, mi fa fare la ricetta, me la fa fare. Buoni. Buoni? I biscotti al burro, dico, se uno li volesse fare. C'è la ricetta. C'è la ricetta? Su Sicilia Play. Ah, su Sicilia Play. No, ma anche in questa puntata in C'è la didascalia ricetta. metterò la ricetta, è chiaro. E vabbè, a questo punto fateli, dai. E glieli portate a casa. Posso dare l'indirizzo? Sicilia Play. Diamo la rotolatina. Un altro c'è, dai, un altro c'è. Tieni, te lo regalo questo. Scusa, sarebbe carino che le nostre telespettatrici ci condividessero delle foto, per esempio, Esatto, di esatto. ricette replicate, no? Esatto, 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 esatto. Oppure taggare, pubblicarle su Instagram A me e non taggare. è bene mettere la targa della macchina, non lo fate mai. No, taggare, si dice Taggare. così, su Ah. Instagram. Taggare, Antenna Sicilia. E il piatto è pronto, lo possiamo pure mettere lì. Togliamo tutto. Ah, quindi li mangiamo così proprio. Yes. C'è la possibilità, aspetta che vengo e te lo dico. Di metterli un po' in frigo, secondo me, o no? Anche, certo, un po' in frigo li possiamo mettere. Dico, ma c'è anche la possibilità di accompagnarli con una crema inglese a parte, con una crema pasticcera, con della panna, capito? Possiamo Esatto, fare quindi così. completarli così con... Adesso vediamo se il nostro sbrisolon È è pronta pronto, e ci anche prepariamo perché per l'abbiamo l'assaggio. uscito prima, cioè abbiamo preparato, perché la sbrisolona l'abbiamo messa al forno, ma noi già l'abbiamo preparata perché? Perché è un dolce che deve raffreddare, se non raffredda non si può Sì, servire. si scalda E io tutta. ve lo faccio vedere, guarda. E qui c'è la sbrisolona che avevamo messo in forno, ti ricordi? Mi ricordo. Sganciamo questo, prendiamo un piatto, ricordatevi che è una torta che non va, è quasi un biscotto, più che una torta. Ecco qua, questa è la nostra sbrisolona. Anche qui ci starebbe bene della panna, no? Qui, sì. No? Non ce la vedi? Ti dico, sì, però per esempio i puristi non glielo mettono la velata di zucchero, no? Dove l'hai messo? Qua, è qua. È È qua, è qua. Grazie. I puristi nella sbrisolona non glielo Vabbè, mettono. ma noi non siamo glielo puristi. mettiamo, dai. Ci sta bene, mettiglielo. E questa è la vera sbrisolona mantovana. Ottimo. Ok. Signori, diamo una pulita e passiamo all'assaggio. Dai, diamo Vai una pulita. così. Va bene, passiamo all'assaggio. Passiamo all'assaggio. Vuoi partire dal secco o dal morbido? Tu cosa mi consigli? Ti consiglierei il secco. Il secco, dai, va Allora, bene, facciamo ci così. sto. Vieni qua. Tagliami un pezzetto, dai. Buono? Le mandorle, Si sentono? Perché le mandorle parlano. Cioè lei buonissime, sente le mandorle. buonissime. Sì? Le mandorle, La dolce. sbrisolona come lo senti La quando, sbrisolona. quando poi senti che arriva il burro? Proprio lo senti? Arriva. Arriva. Possiamo spostare? Spostiamo. E ora passiamo all'altro assaggio.
Desi, adesso prendi un cucchiaino, Sì. voglio fare una cosina così, E che fai? è Natale. Un tocco così di zucchero a velo. Così, basta. No, te il cucchiaino. Il cucchiaio? Non si mangia al morso questo, Gioia. Ecco così, dai. Senti ora il contrasto con la cioccolata. È un tiramisù? Ecco fatto. Signori, diciamo chi va giù e chi va su, È un abbiamo tiramisù. fatto la sbrisolona e il tiramisù. A dopo. Chi lo Ci sa vediamo. come sa, un pezzo di questo e un pezzo di questo. Fallo, tanto tu lo fai, chi lo sa come sa, lo fa, Proviamo? lo fa. Ciao, alla prossima! Sbrisolona, 50 grammi di farina 00, 50 grammi farina di mais fina, un tuorlo d'uovo, 50 grammi di mandorle con la pelle, 50 grammi di mandorle bianche, 100 grammi di burro, 100 grammi di zucchero, buccia grattugiata di un limone e aroma vaniglia. Bombette al tiramisù 250 grammi di zucchero, 500 grammi di mascarpone, 30 savoiardi o 200 grammi di biscotti al burro, una tazzina di caffè, cacao amaro in polvere e zucchero a velo,